Buongiorno cari concittadini italiolesi, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento per l'emergenza coronavirus. Questa mattina a mezzogiorno davanti al municipio abbiamo partecipato ad un'iniziativa proposta da ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e abbiamo osservato un minuto di silenzio in memoria sia delle vittime del coronavirus sia anche di tutte quelle persone che purtroppo non hanno potuto avere delle esequie, diciamo così, normali, passatemi il termine, e che quindi vogliamo essere vicini con questo piccolo momento a tutte quelle famiglie che sono state colpite da lutti in questi duri mesi di coronavirus, e che quindi fare sentire la vicinanza della nostra comunità a tutte queste persone. Insieme a me c'era anche il parroco Don Damiano, che ha voluto essere presente anche lui per dare la vicinanza e l'unità soprattutto di tutta la nostra comunità, sia comunità civile che quella religiosa, il coordinatore della protezione civile Domenicale Ivano, in rappresentanza di tutti i volontari che in questi giorni duri si stanno operando per fare in modo di rispondere a tutte quelle che sono le necessità del territorio, e anche il comandante della polizia locale Maurizio Finessi, in rappresentanza anche lui non solo della polizia locale che comunque sta operando sul territorio per fare in modo che tutte le norme vengano rispettate e applicate, ma anche in rappresentanza di tutte le forze dell'ordine che operano sul nostro territorio e che svolgono un lavoro veramente egregio e instancabile in questi giorni. Registriamo anche per oggi il fatto che non ci sono nuovi casi qua a Taglio di Po. La persona contagiata è in via di guarigione e questo ci fa ben sperare, come ci fa anche ben sperare i dati positivi che arrivano in questi giorni. Infatti sembrerebbe che la curva dei nuovi contagi sia in netta discesa, e quindi a circa 15, anche quasi 20 giorni dalla chiusura totale di tutta Italia, vediamo che questa misura estrema, mai presa prima d'ora, sta dando probabilmente dei risultati positivi, e che ci fa ben sperare per il futuro, e ci fa ben sperare che questa questione possa risolversi nei prossimi mesi. Per quanto riguarda i dettagli un po' più tecnici, vi ho già parlato del blocco dei 30 giorni delle bollette dell'acqua potabile, quindi da parte di Acque Venete, e adesso è allo studio anche dell'amministrazione il blocco, come è già stato fatto per la Tari, di altre imposte comunali, in attesa soprattutto di vedere gli sviluppi, perché dalle notizie che abbiamo con il prossimo DPCM di aprile, che riguarderà non solo le imprese ma soprattutto gli enti locali, può darsi si preveda già un blocco di tutte le imposte comunali, quindi noi ci anticiperemo per le scadenze che abbiamo imminenti, in attesa di vedere quelle che saranno le risultanze decise appunto dal governo. Un'ultima cosa per quanto riguarda i 57.000 euro di buoni alimentari che sono stati messi a disposizione dal governo, o meglio non di buoni alimentari, passatemi il termine, ma semplicemente per aiutare le famiglie in quelle che sono le spese per reperire beni di prima necessità, che possono essere alimentari o anche altro. Le attività previste che sono rimaste aperte con l'ultimo decreto. Oggi scriveremo a tutte le attività che continuano la loro normale apertura, la normale attività, chi può dare la disponibilità a entrare in questo progetto per l'erogazione di questi appunto fondi alle famiglie che ne avranno necessità. Cercheremo di improntare un regolamento che sia il più semplice, comprensibile, veloce possibile, e che soprattutto sia anche rivolto a una platea il più ampia possibile di nostri concittadini, e che soprattutto dia anche un certo anonimato, in modo da non per chi avesse delle remore, vedere un attimo di calibrarlo su questi ambiti. Intanto vi ringrazio anche per tutto quello che fate giornalmente per rispettare quelle che sono delle regole difficili per tutti. Vediamo dei risultati positivi, cerchiamo di portarli avanti sempre di più. Vi ringrazio tutti e ci vediamo domani per il nostro consueto appuntamento.